Heather McPallister. Verso le 19:30 ho parcheggiato la mia autovettura nel garage di Porto San Rocco per recarmi alla paninoteca. Sono uscito dal garage dalla porta che si trova nei pressi della palestra. Superata la palestra, sulla destra, ho visto un uomo alto, vestito con jeans e giubbotto scuro, fisicamente ben messo, scuro di capelli. Non saprei riferire se giovane o anziano, perché aveva la mascherina sul volto. Mi è parsa strana la sua presenza. L'ho superato ed ho raggiunto il locale. Ho preso le consumazioni e dopo circa 15 minuti sono uscito. Uscendo dal locale ho notato seduta sulla panchina di sinistra una donna esile, vestita con un giubbotto tipo piumino, jeans stretti, con un foulard nero intorno al collo, capelli castani. La donna era a me rivolta di spalle, nel senso che guardava il mare rispetto alla mia posizione. Quando ha percepito la mia presenza ha girato la testa a destra verso di me. Mi è sembrata impaurita ed aveva un cellulare in mano con un display illuminato. L'ho vista di fianco, quindi dal lato destro, e non indossava la mascherina. Non ho visto se avesse colori particolari sui capelli. Indossava un paio di occhiali allungati tipo goccia, sottili, con fusto scuro e lenti polarizzate. Sono quasi sicuro che si trattasse della signora Liliana Resinovic. Anche la forma del viso e le sue rugosità mi sono sembrate le stesse. Non ho telefonato subito alle forze dell'ordine perché sono rimasto scioccato dalla presenza dell'uomo e poi non ero sicuro che si trattasse della stessa persona. Riflettendo in seguito con mia moglie, ho deciso di chiamare i carabinieri. Penso di aver già visto queste due persone frequentando il Carso Triestino e la zona di Basovizza. Credo di averli visti a bordo delle loro biciclette. Vengono esaminate le telecamere tra le 19 e le 20:30 del 1 gennaio 2022. La più attinente è la telecamera che inquadra la sede degli uffici della direzione portuale, ma per ragioni di privacy non ci sono telecamere direzionate verso gli esercizi comunali. In particolare l'area precisa dove è stata avvistata questa donna che potrebbe essere Liliana.